festival, devo dire anche per uno che viene da Cagliari, festival così numeroso, noi per riempire una sala così a Cagliari sembra strano, ma fatichiamo non poco. Niente, venga anche intanto un progetto diciamo promosso, realizzato grazie al contributo della Fondazione Con il Sud. Era un bando, se non sbaglio, di circa 4 anni fa, 5 anni fa, ed era un bando rivolto ai volontari, quindi al volontariato in Italia, che aveva delle piccole, diciamo così, delle cose che dovevi mantenere come un partenariato doppio all'interno del territorio nazionale. Noi eravamo accoppiati alla Puglia da subito. Ed un progetto come tanti della Fondazione Con il Sud che a noi piaceva molto. Nel frattempo noi avevamo ancora il festival a Cagliari Leggendo Metropolitano. L'idea, ho sempre avuto l'idea che diciamo così, il mondo del disabile dovesse in qualche modo essere tutelato anche da chi organizza, cioè non basta dire io metto la soluzione della rampa per il disabile fisico, diciamo, ci vuole qualcosa in più. Noi negli anni, Deborah lo sa, abbiamo provato a formare un gruppo di volontari che facesse l'accoglienza, soprattutto a chi accompagnava il disabile. E poi mi sono fatto una domanda proprio guardando dal back, da dietro il pubblico, come sto guardando voi. Dicevo, ma com'è possibile che chi va ai festival, chi si occupa di cultura, narra sempre di una sensibilità, no, verso gli altri, verso l'altro in generale, verso il migrante o disabile, cioè, anzi sì, per me poi te lo spiego meglio, ma e poi però di fatto cosa facciamo? Cioè tutti noi, io compreso, cosa faccio? A parte essere là, no, a votare per le leggi che garantiscono veramente una democraticità della problematica, eccetera. Non faccio nulla. L'idea mi era pure una sfida al mio pubblico. Ho detto, ma è possibile che ognuno di voi che va al cinema, e quindi va al cinema almeno una volta alla settimana con il marito, la moglie, i figli, non abbia una volta al mese la voglia di dire, ma mi faccio accompagnare da un disabile, cioè mi presto, voglio fare relazioni. Per me era una sfida e questa sfida l'abbiamo fatta diventare un progetto che venga anch'io, quindi era un progetto rivolto a tutto il pubblico, alla gente che comunemente va a fare anche allo stadio, non parlo solo, ma anche a vedersi un consiglio regionale, un consiglio comunale, laddove tu puoi fare appunto partecipazione civica attiva. Ma com'è possibile che tu non... c'è tutto un mondo di gente che voglio essere ancora un po' più preciso se mi consenti. Io ho amici disabili, soprattutto chi ha avuto dei problemi dovuti ad incidenti, no? Quindi è nato normale, quindi è una situazione diciamo più pesante per chi nasce in una certa maniera, che non vanno più al cinema o non vanno più, l'esempio mio non va più al teatro al lirico. Al lirico non va più perché trova molti ostacoli, che ne dicano, e quindi non si fida più dell'organizzatore, quindi me, quindi te. Dici sì, Claudio, tu mi dici così, però lo dici per avere il contributo, poi non c'è. Un altro tema che vi dico del lirico è che un disabile in carrozzella viene posto in una determinata in un determinato posto del lirico, quindi se io vado con mia moglie mi devo separare dalla moglie e devo andare con altri diciamo, problematici come me. Chiaramente questo è inaccettabile, secondo me, è inaccettabile dal punto di vista sociale, cioè non possiamo ghettizzare, dobbiamo, chiaro, è difficile, ma dobbiamo concepire teatri in futuro che queste questioni le risolvono. Questo è un problema di tutti noi. Perché? Perché il disabile non è solo chi è tetraplegico, chi è paraplegico, non è solo chi ha dei problemi di trisomia o mentali. Ormai noi siamo un'Italia anziana. Mia madre ha 87 anni, abita in via Copernico per andare al teatro lirico, è scivolata in piazza Giovanni, tendenzialmente bisogna accompagnarla.
Quindi c'è il mondo degli anziani, c'è un mondo che noi non valutiamo perché ancora siamo indietro, ma abbiamo ragazzini chiusi in casa con internet e non escono più, non hanno portati fuori. Il mondo della disabilità è un mondo incredibile ed è spesso un mondo che non è incolto, cioè un mondo che ne sa più di noi di cinema magari, o ne sa più di noi di calcio, e spesso e volentieri noi l'abbiamo provato con i non vedenti, per esempio, hanno delle situazioni incredibili. Andare al cinema con un vedente a Cagliari, dove non sono predisposte la tecnologia per i non vedenti, significa vedere tu, abile, fra virgolette, il film in una maniera diversa, devi raccontare la sceneggiatura. È un'operazione che noi di solito non facciamo, la diamo per scontata, quindi stare là, sussurrare all'orecchio, guarda che c'è un albero, lì a Simone c'è il vento, questo che senti, cioè è un'esperienza incredibile, come un'esperienza incredibile, qualcosa che non ho fatto come anch'io, ma che si fa ormai, eccetera, eccetera, è fare le cene al buio, cioè spegnere le luci e diventare anche tu non vedente, è un'esperienza allucinante che vi invito di fare per capire quali possano essere veramente le difficoltà, no? Nell'avere un handicap di questo tipo, per una problematica di questo tipo. Ecco, quindi nasce da questo desiderio, che poi non si distanzia molto da quello che sto facendo adesso con la mia nuova vita lavorativa, che è quella di promuovere nelle scuole la cittadinanza attiva, perché questa è cittadinanza attiva, cioè porsi dei problemi, cercare di risolverli, ok, ma cercare anche di vedere una prospettiva futura e quindi progettare città accessibili a tutti, è la vera sfida in questo momento, un momento in cui io vi sto guardando, ahimè, non vedendovi con questa odiosa mascherina che non vi dà un volto, che però secondo me in questo momento ci deve essere l'oidero ioti, cioè la favola cosa ci insegna? Ci insegna che siamo fragili, possiamo fregarcene dell'altro, perché prima o poi nella categoria altro rientriamo anche noi in qualche maniera, no? E progettare le nostre città in maniera diversa, più sana, più vivibile, tanto alla fine là finiremo, sono le città, adesso c'è l'esempio che molta gente fugge dalla città perché post-Covid, però la tendenza è quella, il lavoro in città, eccetera, cioè noi siamo fortunati, mi sa, ma immagino milanese, cioè vivi a Milano, ecco, però vivere una città non significa accettare che la città ti faccia del male. Questa è una cosa inaccettabile. Ecco, in questo senso, in questo contesto si staglia, venga anch'io, che poi, prego. Allora, quindi ovviamente è complesso trovare la soluzione per tutto, però partendo da piccoli passi si può fare qualcosa. E venga anch'io non è proprio un piccolo passo, quindi nasce anche da un'esigenza che hai riscontrato ovviamente tu, perché comunque organizzando molti festival ovviamente ti sei trovato a dover trovare ogni volta soluzioni diverse. Quindi come funziona Vengo Anch'io? Allora, vengo anch'io un dato preciso che è un progetto che sta andando moltissimo in Puglia, molto in Piemonte, malissimo in Sardegna. Mi sembra quasi, sembra che ce lo raccontiamo, ma in Sardegna tutto è molto difficile. In Sardegna spesso e volentieri bisogna vedere che l'esempio ha funzionato fuori, no? Perché funzioni qua. Però, detto questo, è molto semplice, è una piattaforma che voi trovate ad un sito che è curato. Allora, www.vengoanchio.eu. È una piattaforma semplicissima, tu ti iscrivi, tu, tua madre, tua sorella, tuo fratello, chi vuoi, il tuo fidanzato, si iscrive per un evento, diciamo così, che quindi come utente, cioè come utente X a cui vuole partecipare. Diciamo così, i pulsanti sono 4. Uno è l'evento, cioè io evento mi promuovo e dico io ho questo evento. Il secondo sono i mezzi di trasporto, CTM, ARST, eccetera, che danno la disponibilità. Il terzo è l'utente, diciamo così, finale, che poi il disabile dice io vorrei andare quel giorno a vedere quel film. E l'altro sei tu che hai detto che a quel film ci andresti volentieri. La macchina in maniera totalmente autonoma fa il match. Questo perché? Perché quando abbiamo fatto le prime prove abbiamo notato che, ad esempio, molti anziani asili cagliaritani preferivano la volontaria, cioè la fanciulla. Qualcuno, ahimè, è stato subito cacciato, diceva che con i negri non sarebbe mai andato, ovviamente
contraria a qualsiasi etica mia personale e del progetto, abbiamo detto non te lo scegli, perché in questa situazione comunque interessante la cosa bella è stata che abbiamo avuto tra le persone, poi certo il pubblico, abbiamo avuto dei risultati molto interessanti dai centri di prima accoglienza, tra chi aveva già lo step di 1, parlava l'italiano e quindi volevano dare una mano, quindi migranti, ex carcerati, cioè abbiamo trovato solidarietà soprattutto da chi qualcosa ha penato nella vita, quindi per esempio anche nella casa circondariale di Utah abbiamo trovato chi ha il premio, quindi non stiamo parlando di omicidi, soprattutto non parliamo di chi ha problemi di chi è là per questioni sessuali ovviamente, ma chi ha delle pene da scontare in minori, hanno dato la loro adesione nell'unico giorno che si guadagnano libero, quindi non è che ne hanno un in più. E la cosa ci ha toccato molto perché insomma l'unica cosa che ci hanno chiesto è se potevano portare anche un loro parente a questi eventi. E la cosa ci ha fatto ancora riflettere perché certo che puoi portare chi vuoi, venga anche questo, non è che è un match one to one, cioè io posso portare la mia famiglia e i disabili. Le poche esperienze che noi abbiamo avuto soprattutto fuori, penso alla Puglia, e veramente di grandi circuiti virtuosi di relazione, dove da quell'evento si va a bere una birra, dove tu conosci anche un mondo. Faccio un esempio, l'ultimo, del mondo degli autistici, no? Cioè, tendenzialmente, se voi conoscete qualche famiglia, purtroppo la loro storia è quella di frequentare solo famiglie autistiche, rimangono là a parlare dell'autismo e per la famiglia spesso è una cosa drammatica. Il poter uscire e confrontarsi e parlare anche di quisquili, di un film, ma anche di una birra, è per loro salvifica come cosa. Io ho notato che nascono proprio delle amicizie vere, incredibili. Questo progetto c'ha, per noi che non siamo educatori, ripeto, io sono psicologo del lavoro, quindi non mi occupo neanche di clinica, è stata una scoperta, è stato un motivo di crescita incredibile ed è una piattaforma che secondo me deve funzionare prima o poi perché dà molto all'altro, ma dà molto a noi, ripeto. Non è pietismo, perché alla fine ti rendi conto quando tu vai a vederti un film, Il Grande Gas o mi viene Il Grande Lebowski, volevo dire, cioè che è uno dei miei film preferiti, con una persona che conosce esattamente tutti i film di quel regista o di quel cosa e tu rimani basito, impari e basta, quindi ti rendi conto che veramente l'elemento disabilità è soltanto una linea sottile che tu ripassi in maniera veramente molto facile. Insomma, è un mondo da scoprire, qualcosa che ti rende migliore sicuramente. Grazie Saverio, io aggiungerei anche la solitudine, che spesso, forse nei paesi la viviamo un po' meno, ma in città è assolutamente molto sentita, quindi perché no? Trovare qualcuno per andare da qualche parte, no? Con gli stessi interessi. E poi l'ultima domanda, Saverio, qual è il futuro di questa applicazione, di questo progetto? Ora, in quello hai ragione, cioè nella città si sente molto, ma i casi ce li abbiamo tutti presenti, perché poi noi ci dimentichiamo troppo spesso e troppo presto delle cose, ma io in questo lockdown ho avuto la fortuna di star bene e di sentirmi così grato alla vita, e non per me, per quello che ho fatto, ma perché sono nato così, sono nato da splendidi genitori, abbienti, ho avuto una vita molto fortunata, ho deciso di fare il volontario al 118 e ho visto cose veramente dure. Ho visto anche gli anziani soli che chiamavano il 118 perché gli portassimo degli spaghetti, cioè veramente gente che non aveva da andare, da uscire di casa o semplicemente per fare due chiacchiere perché erano soli. Quindi la solitudine è un altro tema, che è quella roba lì, che è quella roba dei nostri ragazzi che sono tanti, che si stanno rincretinendo con internet, non escono più, la loro vita è solo assolutamente virtuale, sono tutti gli anziani che hanno acciacchi problemi, più o meno nella scala dei problemi.
Il futuro è che questa piattaforma sia assunta da tutte le regioni italiane, ci sono scambi di volontari, perché quelli volontari siamo noi, che possiamo partire a vedere un po' come lavorano i migliori, cosa significa per esempio perché accompagnare un disabile in carrozzella non è facile, diciamo così, non può, chi è in carrozzella non ama, non si fida che tu gliela spinga se non sei uno di famiglia. Quindi rompere quel muro in breve tempo finché non sta arrivando il pullman è una cosa che tu acquisisci, sono delle skill che tu acquisisci vedendo gli altri, eccetera. Quella formazione è una parte del progetto Vengo Anch'io, che di solito lo garantiamo almeno all'inizio di ogni anno. Nasce anche là una relazione. L'altro, il futuro è che questa cosa arriva a Bruxelles, è ovvio. Cioè, quindi, come in tutto, Deborah, io parto sempre da un presupposto che le cose più belle, la bellezza sarà il mondo, ma la bellezza è cara, costa, costa soldi, ma costa anche fatica, costa un impegno, non è normale, costa l'impegno, l'impegno poi diventa un'abitudine e solo dopo tanto tempo diventa un'attitudine, un modo di essere. Ecco, per me bisogna arrivare ad avere uno stile di vita che è verso l'altro, un modo di essere verso l'altro. Non è facile, perché devi lottare contro le tue pulsioni egoistiche, di individuo, di essere, però ecco, non possiamo lasciarci scivolare addosso come acqua eh, queste cose, perché poi succede quello che succede, no? Tutti quanti siamo qua con la mascherina intanto. Grazie a tutti, grazie a voi. Buonasera.